Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su Ski Challenge 14 ragazzi, quinta gara, siamo proprio a metà strada per questa prima stagione comendiana e siamo a Bormio, 50 tentativi, 2 ore sole. Oh, la gara è iniziata da 10 minuti, ci sono già 9 risultati, 9 tempi, vado 88 al comando, secondo il mitico manga, terzo Jimmy Iannelli. Ok ragazzi, adesso cominciamo e speriamo di fare... Ragazzi, mancano 22 tentativi e siamo al settimo posto ragazzi, ed è veramente veramente dura, però ho un po' di margine, il problema è che non puoi permetterti nessun errore. Vediamo un po' la discesa cumendiana qua a Bormio. Purtroppo c'è a metà della gara ero anche in testa, però poi vado a perdere in una determinata curva che adesso andiamo a vedere. Mamma mia, qua veramente al limite. Niente, cioè non riesce ad arrivare questo risultato devastante per il Comenda. È che veramente ragazzi è veramente un gioco impegnativo questo. È veramente veramente impegnativo. E questo è il punto migliore mio. Ecco qua nella mia discesa migliore ero primo in questo momento. Però dopo vado a crollare in questo settore qua. Mi pare questa curva e poi verso la fine, vediamo. Eccolo qua, qua erroraccio clamoroso. E qua, insomma, questo è il punto veramente bastardo dove perdo tantissimo. E poi chiaramente se perdi là rischi di perdere in tutti i settori, in tutto il resto della gara, perché dopo chiaramente perdi velocità e non riesci più a riacquistarla. Quindi è un punto veramente delicato, ragazzi, un punto delicato. Infatti qua sono lento rispetto al migliore. Penso di prendere almeno un terzo posto, porca mignotta, ancora una ventina di tentativi, speriamo bene. Speriamo bene, ragazzi. Ma la vedo molto, molto dura. Eccolo qua, che andiamo a finire la nostra discesa. Ultime porte separano il Cume dal traguardo, eccole qua. E andiamo a chiudere a 2,7 e 970. Ragazzi, per il momento siamo al terzo posto. Vediamo se riusciamo a portare a casa la prima medaglia cumendiana. Ho finito i tentativi, chiaramente più volte ho sfiorato il primo posto, ma niente da fare, ragazzi. Mancano 3 minuti alla fine, vediamo di portare a casa la medaglia, speriamo. È stata una discesa incredibile, purtroppo ho fatto tipo il quintultimo tentativo, avevo fatto una discesa strepitosa, ero primo a 2 decimi e sono stato fuori nella solita curva in maniera devastante, ho bestemmiato in finlandese antico proprio, nel classico finlandese antico, comunque ecco la discesona che in ogni caso comunque mi dà un po' di punti per la classifica generale. Ho rischiato di prendere il muretto. A questo punto l'ho preso molto molto bene. Qua che ho fatto il tempo. Però purtroppo siamo ancora lontani dalla primissima posizione. Gara comunque pulita, tranquilla. Poche sbavature, però non velocissime. Poi anche il setup conta tanto, magari il primo aveva un setup migliore, anche quello purtroppo influisce. Però il buon Kuma sta migliorando rispetto alle prime gare, di questo sono molto contento. Solo in una gara non sono andato a punti. E vai Kuma. E vabbè, adesso, poi da quando gioco con il joystick sicuramente vado meglio, perché con la tastiera era veramente, veramente impossibile. Questa è la prima gara che ho fatto tutta col joystick, quindi sono visti già ottimi risultati. E il come va a completare la discesa di Bormio. Eccola qua in 2,7361. Ok. Andiamo via. Quanto mancano? 45 secondi. Vediamo
Classifica siamo ancora terzi per il momento, siamo ancora terzi. Vado in testa ma aspettiamo la fine. 31, 30, 29 secondi alla fine. Ormai ci siamo ragazzi, ormai ci siamo, è finita anche la quinta gara. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buon anno! E si chiude qua, e si chiude qua. Eh sì, bronze medal, vaffanculo. Arriva la medaglia di bronzo, arriva la bronze medal. Oggi solo 12, solo in 12 hanno partecipato quest'oggi. Va a vincere il buon Vado 88 che domina, secondo TB05, terzo Helkumendom, quarto Jimmy Iannelli, quinto Ermitico, sesto Magri, sette Vottorio, ottavo The Bex, nono Vitto Cava, decimo Giova, 98, Boutinho e Luke Carney, undicesimo e dodicesimo fuori dalla zona punti. Allora ragazzi, varie medagliere. Apo in testa con 2 ori, secondo Vada con 1 oro e 3 argenti, ma il totale più alto con 4, complimenti Vada. Poi Marco Ba 1 oro, 1 argento, Big Ed 1 oro, 1 bronzo, Boutinho 1 oro, The Bex 1 argento e 2 bronzi, Tibi 1 argento, Helkumendone 1 bronzo, Andodone 1 bronzo e Cuzzi 1 bronzo. Classifica Vada in fuga piena, Vada 103, Apo 62, Bex 56, Marco Ba 55, Big Ed 50, Kumendone 39, Tibi 34, Andodone 26, Boutinho 25, Magri 24, Cuzzi 17, Ermitico Manga 16, Bottorio 16, Skiersoul 14, Jimmy Annelli 13, Flash 12, Vitto Cava 12, Halemac 9, Killer 2318, Tombone 6, Tombaschi 4, Stictos 2, Giovane 98 e il Terrore 1. Prossima gara Bormio, tentativi infiniti, neve, 4 ore. Raga, un saluto dal Kumendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.